siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Amy Beauty Air presenta la nuova linea dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Amy Beauty Air, via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno, bentrovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, questa volta con il nostro notiziario e le news dall'Ogliastra. Continuiamo con il caso di cronaca che ha scosso l'intera Ogliastra, l'omicidio a Barisardo, perché non c'è ancora un nome. Il killer di Marco Mameli non si trova, l'operaio di Il Bono dei 22 anni che è stato ucciso con un fendente lo scorso sabato dopo i festeggiamenti del carnevale a Barisardo. Continuano serrate le indagini della procura, ma per il momento non ci sono indagati sull'omicidio, ma ci sono due filoni aperti. L'unica svolta riguarda il ferimento di Andrea Contu, amico di Marco Mameli, dal racconto autoaccusatorio esposto in commissariato da Giampaolo Migali di Girasole, che ha ammesso di aver ferito Contu per difendersi, ma si è detto totalmente estraneo alla morte di Marco Mameli. Insomma, ha chiarito così la sua posizione. Ciò che è certo è che c'è stata una rissa ed è morto Marco Mameli. Quindi le indagini vanno avanti. Intanto questa mattina la PM della Procura di Lanusei, titolare dell'indagine Giovanna Morra, ha affidato l'incarico ai 3 medici legali per l'esame autoptico. Poi il corpo di Mameli verrà restituito ai familiari per consentire lo svolgimento dei funerali che si dovrebbero celebrare giovedì o al più tardi venerdì a Il Bono, dove il sindaco proclamerà il lutto cittadino. Intanto le indagini, come ho detto, vanno avanti, serrate, decine di telefoni posti sotto sequestro, altrettanti ragazzi ascoltati in commissariato per essere sentiti come testimoni. Ma nulla di fatto, le bocche sono cucite. Ieri poi uno straziante video della fidanzata di Marco Mameli pubblicato sui social, dove ha ricordato Marco Mameli momenti insieme, un video commovente che li ritrae in diversi frangenti. A te hanno strappato via la vita, ha scritto la ragazza, a me il cuore dal petto, vorrei venire da te, dammi la forza amore mio. Queste le parole della fidanzata, comprensibilmente distrutta dopo l'omicidio di Marco Mameli. Andiamo avanti ora e cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Tortolì, dove l'amministrazione comunale nei giorni scorsi ha organizzato un importante incontro con la garante dell'infanzia e dell'adolescenza Carla Pulicheddu. La giornata è stata ricca di momenti di dialogo e confronto volti a mettere in evidenza le esigenze e i diritti dei più giovani.
La mattinata si è aperta con un incontro con il sindaco Ladu, l'assessora Murru e la dottoressa Lui, responsabile dell'area sociale, durante il quale si è discusso della situazione dei giovani a Tortolì. Successivamente al Teatro San Francesco la Garante ha incontrato il Consiglio dei Bambini alla presenza della presidente Mara Magia e del coordinatore Maurizio Murino. I piccoli consiglieri hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sui diritti dell'infanzia. L'attenzione si è spostata poi su 150 studenti delle terze medie. Il tema centrale dell'incontro è stato il diritto all'ascolto e l'uso consapevole dei social media, strumenti ormai parte integrante della quotidianità. Nel pomeriggio la Garante ha incontrato l'assessora Irene Murru e gli assistenti sociali per approfondire alcuni casi specifici nel territorio. Successivamente si è svolta una riunione con il Centro per la Famiglia, un progetto del Plus per analizzare situazioni e problematiche che riguardano l'intera Ogliastra. Sono soddisfatta di questa giornata di ascolto e confronto con i nostri giovani, ha dichiarato l'assessora alle politiche sociali Irene Murru. Stiamo seminando un percorso di consapevolezza, facendo capire loro che la nostra attenzione è reale e che le istituzioni sono presenti. Ci spostiamo ora alla Nusei. All'ospedale apre un nuovo ambulatorio ecografico per le patologie renali. Il servizio è già operativo ed è stato attivato nella struttura di nefrologia e dialisi del Nostra Signora della Mercede. È la prima volta che un ambulatorio di questo tipo viene aperto all'interno del reparto, un altro tassello per cercare di dare risposte più puntuali agli utenti del territorio. È possibile prenotare le visite nell'ambulatorio ecografico solo per problemi renali tramite CUP. Il servizio è operativo una volta alla settimana, il mercoledì pomeriggio. Ci spostiamo a Barisardo, dove il servizio sociale dell'Unione dei Comuni d'Ogliastra ha aperto i termini per presentare le domande per ottenere l'indennità regionale fibromialgia, un sostegno economico rivolto ai residenti nei comuni di Barisardo, Erini, Lanusei e Loceri in possesso della certificazione medica che attesta la diagnosi di fibromialgia. Per i residenti del comune di Barisardo la domanda deve essere inviata utilizzando il modulo che si trova sul sito istituzionale, presentata all'ufficio sociale del comune o tramite mail o mail PEC. È possibile anche sul sito consultare il bando e tutta la documentazione per richiedere il bonus fibromialgia. Chiudiamo con un evento che si terrà a Tortolì, un progetto, si chiama Dialoghi di Parità, il nuovo progetto dell'associazione Volta alla Carta, associazione che da 10 anni si occupa di diritti umani con un focus particolare sull'educazione alle pari opportunità. La nuova iniziativa, realizzata con il contributo di Fondazione Sardegna, si propone di trattare i temi della parità e della violenza di genere in forma dialogica, guidata dando la parola alla comunità. Ogni laboratorio è strutturato in 2 giornate. La data inaugurale è significativa, l'8 marzo, giornata internazionale della donna. Il secondo incontro si terrà il 14 marzo, gli incontri si terranno in biblioteca, nella biblioteca comunale di Tortolì. Per informazioni e adesioni si può contattare Volta alla Carta. Questo è tutto per oggi con il nostro notiziario. Vi do appuntamento come sempre a domani con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.